Incidente con 4 feriti a Sistiana, nessuno grave, coinvolta anche una minorenne. Il frontale ritarda la partenza dei campionati italiani di ciclismo. Il Consiglio regionale voterà martedì la fiducia alla Giunta Fedriga, nessun redde razionem fra alleati, non cade il discorso sul terzo mandato. Una domenica di gran caldo prelude a una settimana altrettanto bollente, martedì forse una tregua, poi si ricomincia. Adunata degli alpini a Trieste nel 2029, alla festa di Duino l'assessore Scocimarro si impegna per l'appoggio della regione. Stasera a San Giusto la Tosca del Verdi nell'ambito di Trieste Estate, con la Utti spiega come si allestisce uno spettacolo estivo. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione domenicale del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stato un incidente, per fortuna senza drammatiche conseguenze, questa mattina a Sistiana. I rilievi hanno ritardato la partenza della gara per il campionato italiano di ciclismo su strada. Secondo le prime ricostruzioni, ad originare l'impatto fra 2 autovetture avvenuto a metà mattina nel tratto di strada prospiciente l'ingresso del campeggio di Sistiana sarebbe stata una mancata precedenza. Per fortuna il frontale non ha avuto conseguenze tragiche. 4 le persone coinvolte, una famiglia friulana ed un uomo di origine emiliana. Tutti sono stati presi in cura dal personale del 118, coscienti ed in condizioni non critiche. 3 persone sono ricoverate a Cattinara, una minorenne al Burlo, accompagnata dal papà uscito incolume. L'incidente, fra l'altro, si è verificato lungo il percorso del campionato italiano di ciclismo su strada. Il ritardo riscontrato nella partenza dei ciclisti è stato causato proprio dalla necessità di procedere con i rilievi del sinistro e di mettere in sicurezza il tratto di strada. Martedì il Consiglio regionale esprimerà per la prima volta nella storia un voto di fiducia nei confronti di un esecutivo. Intanto, per tutta la scorsa settimana si è continuato a parlare di terzo mandato. Per la regione Friuli Venezia Giulia, quella che inizia domani sarà una settimana all'insegna di una novità, quel voto di fiducia sull'esecutivo mai posto nella storia della regione, cui si è arrivati in seguito alle critiche ricevute dal ministro Ciriani per quanto concerne la gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, aveva negato che la mozione intorno alla quale il Consiglio discuterà martedì possa essere considerata una sorta di redde razionem nei confronti del ministro, esponente di Fratelli d'Italia. Un percorso che prosegue insieme, che viene espressa attraverso un voto di fiducia da tutta la maggioranza che è stata scelta dai cittadini di questa regione, punto. Vogliamo andare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni. C'è un altro problema che riguarda la politica nazionale, quel terzo mandato che pare definitivamente affossato dopo la bocciatura in Senato. Anche in questo caso Fedriga nei giorni scorsi ha voluto precisare intanto un dato legato alle scadenze politiche più prossime. La regione Friuli-Venezia Giulia e questa amministrazione dura fino al 2028, quindi non c'è nessun problema sul Friuli-Venezia Giulia in questo momento. Poi, anche in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga ha riassunto lo stato dell'arte della questione terzo mandato nel modo al momento più definitivo. Ci stiamo occupando di moltissime cose in modo serio, sia come conferenza che come regione Friuli Venezia Giulia. Non vivo tutto il giorno pensando al terzo mandato, un mandato è sicuramente un mandato che ho ricevuto dalla conferenza per cercare di interloquire con il governo. Continuerò a fare questo, come continuerò a interloquire su affari molto più importanti che riguardano per esempio i fondi europei, penso al PNRR, ma penso al Fondo Sanitario Nazionale, insomma tantissime questioni di cui la conferenza si occupa. Disagi anche all'aeroporto di Ronchi a causa del guasto che per ore ha bloccato il traffico aereo in gran parte del nord Italia ieri sera. Il Trieste Airport non è stato coinvolto direttamente, già che è servito dalla Torre di Padova, non interessata dai guasti. Pure lo scalo regionale ha accolto 2 voli deviati a Ronchi, l'Amsterdam Linate e il Birmingham Verona. Parecchi passeggeri hanno espresso il proprio disappunto per quanto accaduto. Il traffico a Trieste Airport anche oggi è rimasto regolare. Ed è partito oggi da Trieste per concludersi a Gorizia il campionato italiano di ciclismo su strada. Non vi era moltissima folla in Piazza Unità, forse causa il caldo notevole, parecchi hanno scelto Barcola, ma la morsa dell'AFA non molla.
Partiti alla fine, in ritardo di più di mezz'ora rispetto all'ora stabilita, causa l'incidente verificatosi su un tratto del percorso a Sistiana. E dunque alle 11.05 la carovana del campionato italiano di ciclismo su strada ha lasciato Piazza Unità per raggiungere il chilometro zero al bivio di Miramare e percorrere il tragitto che si sarebbe poi concluso nel pomeriggio a Gorizia dopo 228 chilometri. Presentati ad un gruppo forse non nutritissimo di tifosi e curiosi, c'erano fra i 128 partecipanti Filippo Ganna, neolaureatosi cronocampione, Jonathan Miller in procinto di correre il Tour de France e l'olimpionico Elia Viviani. Ogni nazione europea oggi correva il proprio campionato nazionale e stamattina ancora una volta il colpo d'occhio di Piazza Unità faceva la differenza con la Palinuro ancora ancorata, erano anni che cercavamo questo folle gioco di parole, e sullo sfondo una nave da crociera un po' più prosaica. Anche il sole è stato fin troppo presente. Non è da escludere che il caldo abbia spinto parecchi triestini già stamani a prendere d'assalto Barcola a cercare un po' di refrigerio. Chissà se sarà servito. Oggi Trieste rientrava nel numero delle 21 città a bollino rosso. Il caldo anomalo poi rischia di protrarsi e anche la prossima settimana sarà caratterizzata da calura eccezionale. Attenzione, martedì in regione saranno possibili temporali sparsi anche su pianura e costa di pomeriggio, ma sarà un'illusione. Mercoledì tornerà il sole con una temperatura di 5 gradi maggiore rispetto alla media. Giovedì stesso copione e la musica non cambierà nel prossimo fine settimana. Filippo Conca, 26enne di Lecco, portacolori della SD SWAT Club, squadra di categoria Continental, considerata di terza fascia, gareggiano sia ai pro che negli under 23, ha vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani svoltasi appunto su un percorso da Trieste a Gorizia. Ha battuto allo sprint 4 compagni di fuga, fra i quali Alessandro Covi che si è piazzato al secondo posto. Terzo Thomas Pesenti, seguito da Giovanni Aleotti e Mattia Gaffuri. Conca è scoppiata a piangere a dirotto dopo aver vinto l'anno scorso. Al termine della stagione stava per ritirarsi dall'attività agonistica. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro si è espresso a favore della candidatura di Trieste per la Dunata degli Alpini del 2029. Oggi a Duino Aurisina si è tenuta la festa delle penne nere. La festa degli Alpini oggi a Duino Aurisina ha visto la presenza dell'assessore regionale alle politiche ambientali Fabio Scoccimarro. Bella festa alpina qui a Duino Aurisina con tutti gli amici alpini qui riuniti oggi a portare avanti il messaggio non solo di ricordo del servizio militare ma anche di volontariato, delle opere importanti che fanno. Oggi anche cultura con un bellissimo libro sul reduce della Russia e poi un messaggio importante vogliamo lanciare con tutte le associazioni di Friuli Venezia Giulia. Da bravo comunicatore l'assessore ha lasciato per ultimo il dato più importante e decisamente più gradito alle penne nere del territorio. La candidatura di Trieste al raduno alpino del 2029 quando ci saranno stati 5 anni del ritorno di Trieste d'Italia e 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un grande evento che la Regione vorrà appoggiare e auspico che questa candidatura abbia successo. Trieste ha già ospitato le adunate nel 2014, nel 1984, nel 1965, nel 1955, nel 1939 e nel 1930, 6 volte, un record che divide con Torino e Genova, dove l'adunata si svolgerà nel 2026. La candidatura per il 2029 era stata lanciata qualche tempo fa, timidamente. Con l'appoggio della Regione avrebbe decisamente più chance di riuscita. L'uomo fuggito ieri in aeroporto a Bologna, dove era stato portato per eseguire un provvedimento di espulsione, è un marocchino di 29 anni e risulta essere stato rintracciato a fine maggio a Venezia privo di permesso di soggiorno. È stato dunque espulso su ordine del prefetto di Venezia e accompagnato al CPR di Gradisca. Ieri era stato accompagnato da Gradisca a Bologna da personale della questura di Gorizia ed è riuscito a scappare mentre stava per salire sull'aereo. Attualmente è ricercato. È arrivata al Giro di Boa la permanenza a Trieste del Cirque du Soleil. Allegria sta raccogliendo spettatori e consensi. Gli artisti spiegano le ragioni di un successo planetario e raccontano un po' della propria vita sotto il tendone. È l'arte di fare il circo e fare quello impossibile sembrare facile.
Questo è l'arte precisamente, no? Questo che dobbiamo, per noi è difficile, a volte non abbiamo fatto tutto al 100%, sai? Anche noi sentiamo 100% bene e lo facciamo comunque lo stesso. Sai? Dandino Tuniziani è uno degli acrobati del Cirque du Soleil, impegnati a Trieste fino al 13 luglio con Allegria in New Light, uno spettacolo che si appresta a battere ogni record e che ha letteralmente conquistato il pubblico triestino e non solo. In questi giorni i giornalisti hanno potuto visitare il backstage dell'immensa produzione e parlare con gli addetti ai lavori e gli artisti, che di fatto per tutta la giornata preparano ogni replica dello show. 2 ore prima di fare il show tutti dobbiamo spostare un attimo qua per fare questa palestra, diciamo così, e dopo facciamo il maquillaggio, ma veramente ogni giorno, tutto il giorno quasi. Professionisti del genere ovviamente riescono a far sembrare naturale quello che in realtà è preparato al millimetro, persino a deconcentrarsi dal resto. Pensa a tante cose in un secondo perché la mente è così veloce e se pensa sempre a fare il 100% sicuro per il compagno e anche per il pubblico farlo con quella grazia che dobbiamo farlo, ma è difficile dire precisamente quello che pensiamo, ma siamo concentrati, a volte non si ascolta neanche la musica, neanche l'applauso perché siamo 100% la mente su quello che dobbiamo fare, no? Paradossalmente, se vogliamo, un altro segreto del Cirque du Soleil è quello che sottolinea Rachel Lancaster, direttore artistico della compagnia. Non modifichiamo lo spettacolo a seconda del luogo dove ci esibiamo, è uno spettacolo che la gente comprende in qualsiasi posto. La comunicazione non verbale sta alla base del Cirque du Soleil, pertanto non è necessario cambiare nemmeno da artista ad artista. Tosca al Castello di San Giusto, un'ambientazione suggestiva per il capolavoro di Giacomo Puccini presentato nell'ambito di Trieste Estate. Ultime prove nel cortile delle milizie del Castello di San Giusto per la Tosca che il Teatro Verdi propone questa sera, martedì e venerdì, con inizio alle 21:15 nell'ambito di Trieste Estate. Sul podio Enrico Calesso, 3 big nei ruoli principali, Elena Pancratova, Fabio Sartori ed Ambrogio Maestri. Nei giorni scorsi molto si era speculato sull'ambientazione, anche se non lo ricorda affatto, il Castello di San Giusto si prepara a fare una bella figura nel ruolo di Castel Sant'Angelo e pare proprio che lo spettacolo sia stato concepito anche avendo ciò in mente. Sarà una Tosca estremamente legata a San Giusto perché abbiamo lavorato su un allestimento che partisse dal castello e quindi il muro del castello sarà estremamente importante. Stefania Panighini ribadisce il concetto partendo dal fatto che allestire uno spettacolo estivo non prescinde da una serie di considerazioni. Che l'aperto è un luogo che già di per sé è uno spettacolo, le luci, il muro, la notte, la luna, le stelle sono già di per sé qualcosa che racconta una storia e bisogna raccontarla insieme. Al di là di ciò, il capolavoro di Puccini in questa versione utilizzerà gli spazi del castello anche per immergere il racconto in un'atmosfera collegata al periodo in cui il dramma di Sardù prende vita. Abbiamo costruito un allestimento che raccontasse un mondo in transizione, che è quello di Tosca, tra il mondo classico e il mondo moderno dopo la rivoluzione francese, quindi un mondo in costruzione è un'impalcatura sostanzialmente e su questa impalcatura ci sono i meravigliosi quadri dei fratelli Carracci che sono i quadri che accompagnano tutta Tosca, soprattutto nella parte di Palazzo Farnese e questi quadri prendono vita perché sono le ossessioni, gli amori, le gelosie e gli ideali dei personaggi. Alessio Colautti ha iniziato la scorsa settimana un breve ciclo di spettacoli. Allestire uno spettacolo estivo, ci ha spiegato, è assai diverso da mettere su uno spettacolo di tradizione, diciamo così, invernale. Vediamo quello che ci ha raccontato Colautti. Cosa significa per un artista esibirsi d'estate, magari all'aperto? L'abbiamo chiesto ad Alessio Colautti, che lunedì scorso ha inaugurato al Giardino Pubblico un piccolo ciclo di spettacoli. E Colautti parte intanto dal pubblico. Il pubblico dell'estate non è quello dell'inverno, infatti fare attività sia d'estate che d'inverno serve a mescolare un po' il pubblico, poi ci si porta un po' di quello estivo all'inverno e viceversa, perché le persone qui vengono magari più dalla zona attigua, vengono anche per passeggiare. C'è poi il discorso dei repertori che per ragioni intuibili non possono essere quelli proposti durante uno spettacolo invernale, c'è bisogno di pensarli attentamente. Si adeguano a quelli che sono i palati estivi, alle esigenze estive. D'estate le musiche anni 60 sono quasi più declinate alle versioni estive, penso su tutti ad Edoardo Vianello, ma non solo.
L'estate è anche un momento in cui si sperimentano nuovi luoghi dove portare spettacolo. In questo senso ragiona Colautti, Trieste è messa piuttosto bene. Trieste, grazie a Trieste Estate nei Rioni, che è proprio un braccio collaterale grazie al grande lavoro che continua a fare Hangar Teatri, per esempio, facendo in giro proprio nei Rioni e anche nei sobborghi di Trieste, nelle periferie e fino nei sobborghi carsici, sono stati a Basovizza. Trieste può godere, non bisogna per forza spostarsi d'estate tanto per andare a vedere qualcosa di sera. In chiusura, Colautti svela un luogo che gli artisti amano molto per gli spettacoli estivi, ma svela anche una sua speranza. Beh, molto apprezzato per esempio il Museo Sartorio, che è un bellissimo salotto, proprio visto questo abbraccio all'interno con questa villa meravigliosa. Uno dei miei sogni sarebbe quello, visto il problema che sta attanagliando la zona di Piazza Perugino, di Piazza Garibaldi, mi piacerebbe molto portare della musica, del teatro in quelle zone per vedere come potrebbe essere la risposta. Per questa sera è tutto, ci vediamo domani alle 7 con Sveglia Trieste. Grazie per essere stati con noi, buon fine di domenica e grazie ancora.